Buongiorno, ciao amici del canale. Stamattina sono partito di buon'ora in bicicletta per fare la TREVISO Ostiglia. Ho trovato questo punto, mi sono deciso a scendere a fare delle riprese con il drone. Ho il Mini 2.6 questa mattina. Speriamo esca qualche vista un po' bellina, dai. Vi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un bel like se vi piace il video. Ciao, grazie! Faccio una breve pausa qui a Barbano. Questo è il casello della vecchia ferrovia. Abbiamo appena attraversato l'autostrada qui a Grisignano di Zocco. Proseguiamo verso Vicenza. La TREVISO Ostiglia in direzione Treviso l'avevo già fatta molte volte, però qui verso Vicenza è la prima volta che la faccio, quindi è una novità. Diciamo che sto vedendo i colli iberici, sono molto vicini. A dopo. Qua devo dire che la Ostiglia è veramente bella, sembra una strada. Guardate, fa addirittura con il segno. Pazzesco, molto bello questo tratto. Diciamo che il tratto un po' più incasinato è attraversare Grisignano di Zocco, perché hai l'autostrada, la ferrovia e c'è un po' le segnalazioni non sono proprio molto segnalate, però una volta intrapresa qui, guardate, vi faccio vedere, guardate che roba, sembra una strada per automobili. Ma stamattina è stata una bella idea di alzarmi prestino, di partire in bici, visto gli ultimi giorni di ferie, quindi ho approfittato per fare questo tragitto che non avevo mai fatto della TREVISO Ostiglia. E adesso c'è molta foschia, non è che si vedono molto bene i colli. Dopo vediamo se riesco con il drone a fare qualche ripresa.
roba. Ciao. Guarda che belli.
piace della Ostiglia è che gran parte della pista è sempre all'ombra, in particolar modo da dopo Grizignano direzione Campo San Piero, gran parte dell'Ostiglia come vedete è sempre all'ombra e in queste giornate molto affose è più gradevole. Adesso 60 km, però non sono così pesanti, proprio così pesanti, perché è tutta asfaltata a nuovo, gran parte delle buche che c'erano gli anni scorsi sono state rimosse e livellate e molti tratti sono asfaltati a nuovo, quindi è un piacere scorrere su questa pista ciclabile, veramente bella. Nella provincia di Treviso è tutta quanta battuta, stabilizzato, comunque anche lì è piacevole, però diciamo che correre sull'asfalto è molto più comodo. Un momento di pausa, un bel tè al limone. 67, quasi 68 km, sono quasi arrivato a casa.